mangiamo più i legumi. La gente non mangia più i legumi. C'è chi mangia soltanto le lenticchie a Capodanno con lo zampone. I legumi sono stati meno studiati rispetto ai cereali, e proprio perché è difficile studiarli, perché ci sono poche persone che li mangiano. Ma recentemente 2 grandi studi hanno mostrato degli effetti importantissimi, uno studio spagnolo e uno studio americano. Nello studio spagnolo le persone che mangiano più frequentemente legumi dimezzano il loro rischio di cancro. Nello studio americano riducono di 1/3 il loro rischio di cancro. I legumi hanno la proprietà meravigliosa di avere un indice glicemico molto basso e di rallentare la velocità di assorbimento del glucosio. È bene che ci siano tutti i giorni un po' di legumi, non c'è bisogno di tanti, bastano 2 cucchiai. Legumi oppure le noci, nocciole, mandorle, che anche loro rallentano la velocità di assorbimento del glucosio. Quindi fave, ceci, lenticchie, fagioli, le cicerchie, vanno tutti bene e si fanno dei piatti meravigliosi. E poi c'è un legume particolare che è molto interessante, che è la soia. E gli studi mostrano che chi mangia i prodotti tradizionali di soia si ammala meno. Quindi i legumi sono importanti. La gente non li mangia perché gli fanno gonfiare la pancia. E certamente ti fanno gonfiare la pancia, ma perché non li mangi? Perché non sei abituato a mangiarli. Quindi provate a introdurli con gradualità, un pochettino, un cucchiaio di legumi. Un cucchiaio non ti farà gonfiare la pancia, in modo da allevare i microbi buoni dell'intestino che sono capaci di digerirli per noi. E ne avremo dei vantaggi, sia gastronomici, sia di salute. E considerati anche i legumi che non sono tradizionali delle nostre parti, oltre alla soia, ci sono gli azuchi, i legumi rossi, che hanno un'azione particolare sull'energia renale, sulla nostra energia vitale. Ci sono i legumi neri, sia i fagioli neri, sia la soia, la cosiddetta soia nera, che ha un'azione particolare sull'apparato genitale e anche sulla gola. Sono i cantanti che usano la soia nera. Poi c'è il fagiolo mung, la soia verde, quella con cui si fanno i cosiddetti germogli di soia. I germogli di soia si chiamano di soia, ma non sono di soia. Sono fatti con il fagiolo mung. Il fagiolo verde, e il colore verde ha un'azione particolare sul fegato. E poi non comprate soltanto i fagioli secchi, i piselli secchi, comprate anche quelli freschi. C'è una stagione brevissima in cui ci sono i piselli freschi, si possono mangiare anche crudi, sono molto zuccherini. E poi la gente si lamenta perché ci vuole 1 ora per cuocerli, ma sapete, non c'è bisogno di stare lì a guardarli mentre cuociono, fanno tutto da soli, basta ricordarsi di andare a spegnere il fuoco. E poi nei negozi biologici si trovano comunque degli ottimi ceci, degli ottimi fagioli, degli ottimi cannellini in barattoli di vetro. Fino a 100 anni fa, anche 70 anni fa, prima che si imponesse l'industria alimentare, tutti i popoli del mondo mangiavano tutti i giorni cereali e legumi. Cereali e legumi sono stati per migliaia e migliaia di anni il cibo dell'uomo. Non abbiate paura dei cereali integrali e dei legumi, introduceteli gradualmente, masticate bene e avrete tanti vantaggi, e anche la pancia piatta.